Allora, buonasera a tutti. Farida Simonetti non ha bisogno di essere presentata perché credo che sia venuta qui già altre volte. Avevamo pensato l'incontro di oggi come avevamo pensato a 2 incontri in 2 settimane successive. Oggi dedicato alla presenza degli Spinola a San Michele di Pagana, dividendo l'argomento in 2. La Farida deve parlare della villa degli Spinola e io invece mi ero riservata di parlare dell'intervento degli Spinola e facendo anche cenno al resto della storia della chiesa di San Michele di Pagana. L'avevamo pensato proprio con 2 settimane successive. Invece poi io mi è stato chiesto di essere presente a Genova al Festival dell'Eccellenza Femminile perché quest'anno parla di donne e beni culturali e quindi abbiamo dovuto spostare. La mia conferenza sarà probabilmente entro gennaio, o il 19 o il 26 di gennaio. Comunque mi fa particolarmente piacere che Farida sia qui oggi, anche perché mentre venivo mi sono ricordata che abbiamo cominciato a occuparci del patrimonio di questa zona, proprio di Santa Margherita, esattamente 40 anni fa. Quindi io un po' più anziana, lei più giovane, sempre 40 anni sono passati, perché avevamo cominciato proprio nel Tigullio la prima catalogazione capillare dei beni culturali delle chiese, quindi avevamo fatto una schedatura di tutte le opere delle chiese, avevamo fatto anche i Chiavari, Rapallo, Santa Margherita, esattamente 40 anni fa. Poi la vita ha voluto che anche successivamente entrambe ci siamo occupate di questo territorio e Farida si è occupata in particolare, questo è proprio uno dei suoi meriti, essendo direttore a Genova della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, che è stata donata allo Stato nel 1958 da uno degli ultimi eredi Spinola. Nella stessa occasione la villa della Pagana, che era ugualmente di proprietà Spinola, erano 2 fratelli, Paolo e Franco Spinola, ha donato la villa della Pagana all'Ordine di Malta e quindi, essendo direttore del Palazzo di Genova, si è trovata anche, avevamo avuto, anche questi sono anni e anni che ormai è cominciata questo contatto, ha potuto negli anni seguire esattamente e scoprire una serie di cose sulla villa della Pagana. E allora, anche se noi abbiamo preso come nostro compito quello di illustrare prima di tutto il patrimonio di Santa Margherita, ci è sembrato che sconfinare di 2 chilometri si potesse, e quindi adesso lascio a lei la parola e poi se vorrete ci sarà una seconda puntata, probabilmente o il 19 o il 26 gennaio, dedicato in maniera più specifica alla chiesa, dove gli Spinola hanno avuto ugualmente un ruolo decisamente importante. Grazie e buon ascolto. Grazie Giuliana, i 40 anni mi hanno colpito. No, non ci provo neanche più. E grazie a voi per l'invito, veramente con piacere. Sono tornata in questa sede che è sempre più che accogliente, è sempre un piacere incontrare voi. L'occasione di oggi mi è particolarmente cara perché mi permette di illustrare un altro aspetto rispetto a quello prioritario del mio lavoro, che è occuparmi, come diceva Giuliana, del Palazzo Spinola di Pelliceria, che è oggi, grazie appunto agli ultimi Spinola, la galleria, una delle 2 è la Galleria Nazionale a Genova, unico museo statale insieme a Palazzo Reale. Quello che vorrei fare con voi oggi è parlare della Villa Pagana, che appunto è nel comune di Rapallo, ma si vede, direi, quasi meglio da Santa Margherita, e comunque, come vedete, straordinaria vista dal mare.
La Villa Pagana oggi è proprietà del Sovrano Militare Ordine di Malta e grazie appunto alla generosità, all'apertura dell'ordine ho avuto modo di approfondire parallelamente a quello che è la storia del Palazzo di Città anche la storia della villa. Parleremo della villa, ma vorrei in particolare parlarvi di Paolo e Franco Spinola, perché sono due personaggi che assolutamente hanno determinato e fatto scelte di grandissima importanza per la conservazione del patrimonio storico-artistico, di un patrimonio particolarmente significativo della nostra regione, ma sono sempre stati molto discreti, molto riservati. E quindi veramente se ne sa davvero poco. Ci siamo resi conto di quanto poco si sapesse di questi due personaggi 10 anni fa, quando abbiamo celebrato i 50 anni dalla donazione, 1958, grazie alla quale Palazzo Spinola è appunto diventato bene dello Stato. In quell'occasione ci sembrava opportuno celebrare questi due donatori e ci siamo davvero trovati in difficoltà perché il palazzo non conserva praticamente nulla relativo a loro e davvero è stata necessaria una profondissima e amplissima ricerca in archivio, nei documenti, per riuscire a ridefinire le biografie di questi due personaggi. Quindi è soprattutto pensando a loro e pensando di presentarvi il più possibile una ricostruzione delle motivazioni per cui sono arrivati a due scelte così importanti, due donazioni così importanti, vorrei appunto analizzare la vicenda anche della Villa Pagana. Paolo e Franco Spinola sono gli ultimi eredi di una delle più importanti famiglie aristocratiche genovesi, la famiglia Spinola di Luccoli, che si trovano ad essere proprietari di un patrimonio immenso, immobiliare e di beni mobili e liquidità economiche, in un periodo particolarmente significativo, cioè tra le due guerre e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Loro si trovano a decidere di questo patrimonio negli anni 50, quando più o meno hanno quasi 80 anni tutti e due e quindi evidentemente sentono il bisogno, non avendo eredi, di trovare una destinazione, garantire un futuro al proprio patrimonio. Quello che vi mostro è l'albero genealogico non tanto della famiglia e di Paolo e Franco Spinola, ma se voi seguite il fil rouge, è il caso di dire appunto il nastro rosso che lega queste varie genealogie di diverse famiglie, vi rendete conto di come in alto le figure di Paolo e Franco sono queste, scusate, in alto, vediamo se si riesce a segnarlo, sono queste in alto, uffa, insomma sono quelle in alto. Le due ultime sono gli eredi di Franco e Paolo Spinola, le distinguete da lontano grazie agli stemmi. Uno è la Repubblica, lo stemma della Repubblica Italiana, l'altro è lo stemma del Sovrano Militare Ordine di Malta. I due eredi di Paolo e Franco Spinola, quelli che loro individuano appunto come gli eredi che non avevano. Alle spalle di Paolo e Franco, grazie. Ok, perfetto. Vi dicevo, Paolo e Franco sono in questa posizione, gli eredi sono questi, ma il fil rouge parte
dai Grimaldi alla fine del Cinquecento. Dai Grimaldi sale ai Doria, ai Pallavicino, dai Pallavicino passa ai Doria, dai Doria passa agli Spinola di San Luca e all'inizio dell'Ottocento, sempre per via ereditaria, il patrimonio passa agli Spinola di Lucoli, a cui appartengono Paolo e Franco. Questo vuol dire che si stratifica nel palazzo mai venduto un patrimonio che ci permette in un qualche modo di ricostruire tutte queste generazioni, il gusto dei vari proprietari, gli acquisti, le collezioni, le quadrerie di tutti questi proprietari. Un bene quindi straordinario in quanto appunto non è frutto di altro che di accumulo di generazione in generazione nello stesso luogo. Peraltro tutto questo subisce i danni della guerra. Siamo nell'immediato dopoguerra e quando loro iniziano a pensare al futuro del loro patrimonio, la situazione di questi beni è ancora molto fluida. Hanno ereditato tutto quello che posseggono dal padre, Ugo Spinola. Nel momento in cui lo ereditano, il padre muore relativamente giovane, a 62 anni, nel 25. Decidono di lasciare indiviso tutto quello che appunto ricevono e viene nominata usufruttuaria di tutti i beni la mamma Solferina Serra. I beni sono il palazzo di Pelliceria a Genova, la villa Pagana a San Michele di Pagana, ma insieme alla villa di San Michele di Pagana ci sono tutti gli immobili intorno alla villa, Prelo, le due palazzine di accesso alla villa, quindi un insieme di beni immobiliari particolarmente articolato. A Genova c'è il palazzo dove appunto vi ho detto di generazione in generazione da secoli si stratifica e si accumula uno dei patrimoni più significativi in uno dei più importanti palazzi dei Rolli di Genova, ma posseggono anche tutta una serie di immobili nel quello che oggi chiamiamo centro storico, 2 palchi al Carlo Felice e ovviamente una notevole liquidità. Lasciano tutto questo in diviso fino al momento in cui verrà meno la mamma Solferina nel 44 e quindi la mamma invece muore a 85 anni, quindi molto avanti, e quindi solo dopo la guerra decidono di dividere il patrimonio che hanno ricevuto e qui inizia appunto a definirsi quelle che poi saranno le 2 donazioni che ci interessano. Nel 49 decidono di lasciare assolutamente indiviso tutto quello che è patrimonio mobile, i quadri, gli arredi, i mobili, gli argenti, tutto questo rimane intestato ad entrambi. Dividono invece gli immobili. A Paolo va il gruppo dei beni genovesi, a Franco invece quello che è la villa Pagana. A Paolo invece però andrà anche una parte della quella che è la realtà di Villa Pagana. All'interno del parco era nata quella che oggi chiamiamo Villa del Trattato e questa appunto va a Paolo. Con questo tipo di divisione dei loro beni iniziano le destinazioni. Prima la donazione del palazzo si decide di farla allo Stato italiano cambiandone assolutamente la destinazione, mutando la destinazione da palazzo privato a museo pubblico, rendendosi conto con estrema lungimiranza di quel valore insito nel fatto che fosse una realtà così spessa, così densa della storia della famiglia e della storia della città. E la vincolano quindi, la donano allo Stato vincolata all'aspetto di dimora. Questo negli anni 50 è particolarmente all'avanguardia, in un momento in cui non c'era
una forte attenzione alla conservazione del contesto più che della singola opera, e questo però è quello che ci permette oggi di apprezzare nelle sale di Palazzo Spinola quella che doveva essere appunto la civiltà dell'abitare dell'aristocrazia genovese tra 6 e 700. 1959 la donazione allo Stato viene formalizzata, vedete qui al centro Paolo Spinola che consegna le chiavi a Pasquale Rotondi, allora soprintendente. Solo Paolo, perché Franco, che ha firmato la donazione pochi mesi prima, purtroppo nel frattempo era mancato. E Paolo si trova quindi a gestire una doppia donazione, a curare il passaggio del palazzo di città dalla propria famiglia alla gestione della soprintendenza come museo, e dall'altra a gestire il passaggio di quello che invece era la volontà testamentaria di Franco per quanto riguardava la villa pagana, che Franco aveva destinato al sovrano militare Ordine di Malta. Lo Stato riconosce la medaglia al valor civile a entrambi proprio per la generosità e l'importanza della donazione, e la villa pagana passa appunto in mano, viene accettata e passa all'Ordine di Malta. La scelta dell'Ordine di Malta da parte di Franco era inevitabile in un qualche modo, non avendo appunto eredi, non essendosi sposato, perché apparteneva all'ordine. Aveva chiesto nel 1912, mentre era a Rodi, in una delle tappe della sua carriera, che come vedremo si svolge tutto nell'ambito della Marina e comunque sul mare, ed era a Rodi nell'ambito della guerra italo-turca come tenente di vascello della Marina. In quell'occasione da Rodi proprio, che è una delle sedi storiche dell'Ordine di Malta, manda la sua domanda per essere ammesso all'Ordine come cavaliere di devozione, di onore e devozione. Quello che vi mostro è uno dei documenti che ho potuto vedere nell'archivio dell'Ordine di Malta a Roma, nella sede di Via Condotti, dove viene conservata tutta la documentazione dell'ammissione dei cavalieri all'Ordine, e quindi anche quella di Franco, in cui con questa carta pergamena con fior di stemmi in oro, in lamina d'oro dipinti con precisione, va a dimostrare i suoi 4 quarti di nobiltà, che era quello che era richiesto per diventare appunto cavaliere di onore e devozione, 4 quarti di nobiltà da almeno 200 anni. Poi le regole si sono abbastanza allentate, sono mutate le norme per essere ammessi, però in quel momento questo era quello che doveva essere presentato, e Franco non aveva avuto peraltro nessuna difficoltà, perché come vedete per generazioni e generazioni tutta la sua genealogia apparteneva alle grandi famiglie aristocratiche genovesi. L'ordine accetta la donazione di Franco, e la lapide che fu murata in quel momento sulla facciata della villa precisa il ruolo dei 2 fratelli, perché come vi dicevo Franco era titolare del bene immobile della villa, ma Paolo peraltro era invece proprietario di tutti i beni mobili. In teoria avrebbe potuto svuotare la villa e lasciare all'ordine solo la parte architettonica. Questo non è avvenuto. Paolo ha rispettato assolutamente, molto più di quello che gli era richiesto, la volontà del fratello Franco, e tutto quello che
si trovava in quel momento nella villa. Devo dire, ho avuto modo di verificarlo perché durante gli studi che vi dicevo fatti nell'occasione del cinquantenario è stata un'occasione insieme ai responsabili dell'ordine di rivedere anche l'inventario della donazione. Sono rimasta veramente colpita da quanto tutto si sia perfettamente conservato nel preciso luogo in cui era indicato nel 1958. Quindi Paolo lascia tutto esattamente come Franco lo aveva lasciato, e con alcune piccole eccezioni, o meglio una sola, che è aver portato dalla Pagana a Palazzo Spinola uno dei più importanti argenti seicenteschi legati appunto a una committenza di uno dei proprietari seicenteschi del palazzo, Agostino Pallavicino, e fa questo gesto però specificando, aggiungendolo alla donazione del Palazzo di Genova, e specificando che lo fa in memoria e ad onorare la memoria del fratello Franco. Quindi anche questo è tutto nell'intento del rispetto e del ricordo del fratello e della sua volontà. Lasciare tutto come era vuol dire non considerare in particolare se una cosa aveva più senso storico in un luogo piuttosto che in un altro. Per esempio, il secondo proprietario di Palazzo Spinola nel 1650, il figlio dell'Agostino che vi dicevo aveva commissionato l'argento di Mathias Melein che vi ho mostrato, Ansaldo Pallavicino era uno dei grandi committenti di un pittore come Grecchetto, e uno dei Grecchetto da lui voluti è a Palazzo Spinola, uno è nel patrimonio dell'Ordine di Malta, proprio perché sono rimasti dove si trovavano, e non è quindi non c'è nessun intento di riunificare storicamente i nuclei patrimoniali dei vari proprietari, ma c'è solo la volontà di rispettare due situazioni legate agli ultimi due proprietari. C'è un ordine voluto di base comunque che vede e la scelta di aggiungere alla donazione il piatto di Mathias Melein ha un senso in quest'ottica, di lasciare allo Stato, nel momento in cui la villa, il palazzo diventava un bene pubblico, visitabile, fruibile e godibile da parte del pubblico, lasciare tutto quello che aveva un forte valore storico-artistico. Per esempio viene lasciata alla Pagana tutto quello che invece sono i servizi da tavola nei loro varie articolazioni, perché si dava per scontato che la villa avrebbe continuato ad avere una vita quotidiana delle persone che ci abitavano, avrebbe quindi avuto un senso lasciare gli oggetti d'uso lì piuttosto che in un museo dove questo non avrebbe avuto continuità. Ma il patrimonio del palazzo, ma soprattutto della villa, nell'aspetto in cui appunto la donazione degli anni 50 lo presenta, è soprattutto legato e ci porta a fare dei passi indietro rispetto alla figura di Paolo e Franco, e cioè risalire almeno a 2 generazioni prima a Giacomo Spinola e alla moglie Violentina Balbi. Sono questi i primi Spinola che mettono in collegamento il palazzo di Pelliceria con il palazzo, con la villa Pagana. Loro Giacomo Spinola è uno Spinola di un nuovo ramo rispetto a quello che storicamente portava avanti le vicende del palazzo, e cioè Spinola di Luccoli e non più Spinola di San Luca. Questo passaggio è dovuto al fatto che l'ultimo dei discendenti di
degli Spinola di San Luca non aveva avuto eredi, Paolo Francesco, ai primi anni dell'Ottocento, e aveva quindi deciso di lasciare tutto a Giacomo, che era il cugino. Questo vuol dire che in quel momento, tenendo conto che come avete visto prima, Giacomo Spinola sposa Violantina Balbi, erede di parte dei beni dei Balbi e dei Durazzo, si unisce un patrimonio storico-artistico immenso. Tutto quello che era degli Spinola di San Luca, che già si trovava nel palazzo di Pelliceria a Genova, si unisce a tutto quello che era nel palazzo in via Luccoli dell'altro ramo degli Spinola. A questo si aggiunge tutto quello che porta in eredità la moglie dalla grande storica quadreria di Giacomo e Costantino Balbi, una delle più importanti quadrerie seicentesche genovesi, e anche per parte di madre Violantina parte dei beni Durazzo. Quindi è un momento di grandissimo accumulo di beni. Non a caso è questo il momento in cui donano in gran parte alcune cose, donano all'Accademia Ligustica, donano a varie realtà, vendono anche proprio per necessità e cambiano, spostano, cercano di dare un nuovo assetto a tutti questi beni. Opere della quadreria Balbi vanno a sostituire a Palazzo Spinola opere che vi si trovavano dai tempi dei Pallavicino. Opere che non erano alla Pagana vengono portate dalle residenze degli Spinola del ramo appunto che vi dicevo di Pelliceria, vengono portate alla Pagana. E qui in realtà la Pagana è la villa che da più generazioni fa parte proprio di questo ramo, del ramo di Giacomo degli Spinola, perché la villa è documentata già ai primissimi del Seicento, non nell'aspetto attuale, come immobili legati alla famiglia dei profumieri Orero, che sono gli Orero che tutti conosciamo in quanto Francesco è stato il committente dell'unico Vandyck religioso, a soggetto religioso, che viene conservato nella nostra regione. Ma appunto dagli Orero era passato ai Cattaneo, e nel momento in cui arriva a Maria Camilla Cattaneo, vedova di uno Spinola, entra appunto nel patrimonio degli Spinola di Luccoli, e siamo ancora alla fine entro il 600. Quindi questa villa faceva parte di quel ramo degli Spinola, quello di Luccoli, già dal 600, ma in questo momento solo con Giacomo si unisce la storia della villa a quella del palazzo di Pelliceria, ed è questo il momento in cui appunto le due storie si unificano e il patrimonio di conseguenza si mescola. Questa appunto è la villa in quegli anni, e queste sono alcune delle opere che ora fanno parte dei beni dell'Ordine di Malta, che vi mostro perché abbiamo avuto la generosa occasione di presentarli a Palazzo Spinola. Questo meraviglioso Luca Giordano con la fuga di Enea, piuttosto che l'Artemisia Gentileschi, piuttosto che altri ritratti, tutti provenienti dalla collezione Balbi di cui vi parlavo, per non dire di quello, per non dire proprio, perché lo dirà la dottoressa Algeri, per non dire di tutto quello che Giacomo veramente molto in tutti i sensi farà per la chiesa di San Michele di Pagana, dimostrando tra le opere che porta appunto dai beni che riceve genovesi e della moglie a San Michele, e i beni che porta e fa arrivare nella chiesa, un legame fortissimo con San Michele di Pagana. Con Giacomo davvero il rapporto tra la famiglia e San Michele diventa sempre più stretto, un legame sempre più sentito, tanto che lui chiede addirittura di essere sepolto
nella chiesa di San Michele, cosa che non gli sarà concessa, ma in quel momento viene costruita la tomba di famiglia che tuttora potete vedere nel cimitero di San Michele, e qui appunto a partire dalla nuora di Giacomo tutte le successive generazioni fino a comprendere i due donatori Paolo e Franco verranno appunto sepolti. Dopo Giacomo questo legame che diventava sempre più forte si solidifica con il figlio Francesco Gaetano. Francesco Gaetano e Teresa Centurione iniziano a rendere la villa sempre più un punto di riferimento della vita di famiglia. Inizia un distacco progressivo dal palazzo di Pelliceria, dalla vita genovese, per una sempre più stabile realtà quotidiana nella villa di San Michele di Pagano. Questo fa sì che la villa venga particolarmente curata nel suo assetto. Si cura in particolare la creazione delle terrazze del parco, il parco che era uno dei parchi è uno dei parchi più importanti segnalati da tutte le guide, le guide che dicevano cercate di entrare in questo parco perché è una delle meraviglie della Riviera. Un parco che era stato sistemato da Rovelli, che è uno dei grandi progettisti di giardini dell'Ottocento, soprattutto attivo nelle ville della Riviera. E inizia qui una vita salottiera, una vita di ricevimenti, una vita di incontri, di conversazioni, sempre appunto vivendo il più possibile la casa e il giardino, fino ad arrivare al figlio di Francesco Gaetano, Ugo Spinola. Mentre Francesco Gaetano comunque mantiene la sua residenza, anche se appunto sempre meno frequentata, a Pelliceria, Ugo Spinola, che sposa Solferina Serra, vive i primi anni del matrimonio rimanendo nella casa genovese della moglie, Palazzo Serra, in via Serra, e vive in questi anni appunto a casa dei suoceri, mentre fino alla morte di Franco Gaetano, il padre. Quando Franco Gaetano viene meno, decide di affittare per la prima volta, cosa che non era mai accaduta nella storia del Palazzo di Pelliceria, dividendo i due piani nobili in due diverse realtà che vengono appunto trasformate in uffici e affittate a società di assicurazione. E lui in quel momento lascia il palazzo di Via Serra, lascia Genova ed è il primo che si stabilisce stabilmente a Villa Pagana. Ugo e Solferina Serra sono una coppia estremamente interessante, perché sono veramente particolarmente attivi nel portare avanti quella vita sociale che abbiamo visto era iniziata con il padre Franco Gaetano, e sviluppano i contatti che erano iniziati in particolare anche con la famiglia reale, con i Savoia. Vedete qui la regina Margherita che viene accompagnata da Ugo a passeggiare nel parco della villa. I rapporti con i Savoia erano iniziati con Giacomo, quello che vi dicevo è stato il primo a unire le due residenze, il palazzo e la villa. Erano iniziati con Giacomo, che era stato insieme alla moglie
assolutamente una figura di spicco nell'ambito della corte torinese, ma è questa tradizione, a partire da Giacomo, qui in un momento quindi di piena restaurazione all'inizio dell'Ottocento, si era conservata per tutto il secolo, fino ad arrivare appunto al 1905 a questa agognata visita della regina. C'è tutto uno scambio di lettere in cui appunto si cerca più volte di invitarla, per una o due volte la regina rimanda, fino a questo momento in cui finalmente viene, visita Villa Pagana, visita il santuario di Monteallegro e quindi viene particolarmente accolta, anche se poi a questa visita non ne faranno seguito altro, dal momento che sceglierà come propria residenza più la riviera di Ponente. Comunque con la regina o senza la regina gli incontri sociali di alta società si ripetono nell'ambito della vita quotidiana. Vedete queste scene meravigliose di vita nel giardino. Quello in piedi è Ugo Spinola, appunto, Ugo Spinola. E qui dovete iniziare, tra questi cappelli, queste piume, questi uomini così eleganti, a immaginare la vita della villa nel pieno della Belle Époque. Siamo veramente in un momento magico per la villa, per gli Spinola, che sono ovviamente al top del jet set di quel momento. Sigmund Freud scriverà al fratello: la riviera è bellissima, sarebbe bellissimo poterla vivere come la vivono gli Spinola, nel momento in cui visita appunto Santa Margherita. È un momento in cui Santa Margherita e la riviera in genere iniziano il loro splendore dal punto di vista del turismo. È un momento in cui nascono e si sviluppano, diventano attrattivi nei confronti di tutta l'alta società internazionale gli alberghi del Tigullio, Rapallo, Santa Margherita, Portofino, iniziano ad essere i punti di riferimento di tutta una determinata classe alta internazionale, che ha negli Spinola e nella Villa Pagana un punto di riferimento assolutamente inevitabile. Vivono, Ugo lo vedete qui seduto in poltrona, mentre più vicino alla finestra intravedete la figura di Paolo. Sono i due uomini di casa che gestiscono comunque il patrimonio, che permette di mantenere questo livello di vita così alto. A Paolo sempre più viene affidata l'amministrazione dei beni di famiglia. Franco nel frattempo è molto più assente, perché, come vi dicevo, intraprende la carriera militare ed è molto impegnato anche militarmente, sia durante il periodo di guerra che di pace con la Marina. Franco e Paolo invece seguirà proprio l'amministrazione, in particolare di tutto quello che sono i beni terreni, i grandissimi beni della famiglia nel Basso Piemonte, dove posseggono terre che permettono una grandissima produzione di vini anche per il commercio. Paolo lo vedete qui sulla terrazza della villa insieme ai due genitori, e Paolo appunto diventa una delle persone più presenti nella vita quotidiana, iniziando a sviluppare tutta una serie di gusti, di piaceri che la vita di quel momento, vi ripeto, siamo nella Belle Époque, siamo nel momento proprio di euforia, soprattutto per chi ha le condizioni economiche per permetterselo. Inizia per esempio, questo è Franco al volante, ma poi vedete sia Franco che Paolo un susseguirsi di acquisto di automobili
Lancia, appena esce una nuova macchina, sono tra i primi ad acquisirla. E iniziano la vita degli sport, primo fra tutti, e vedremo che assumerà un ruolo sempre più importante, quello della vela, ma non solo, la bicicletta, il tennis, i campi da tennis nelle varie ville della Riviera dove incontrarsi e intrattenersi. Ma Paolo in tutto questo assume un ruolo particolare e qui le vicende dei due fratelli iniziano a staccarsi. Paolo, come vi dicevo, è molto presente nella vita di Santa Margherita, nella vita sociale di Santa Margherita, più del fratello. Di lui davvero fino a 10 anni fa non sapevamo proprio nulla, possiamo dire. Continuavamo a dire in tutte le occasioni: Paolo e Franco, tutti e due mai sposati, senza eredi, hanno donato il palazzo allo Stato. Dai documenti che abbiamo investigato appunto a partire da 10 anni fa, soprattutto Caterina Olcese e Bruno Ciliento, hanno invece ricostruito una vicenda che ci porta davvero lontano, prima ad immergerci nell'atmosfera della famiglia Spinola e poi ad andare veramente in lidi lontani. Paolo Spinola è chiaramente in questo contesto uno dei rampolli di famiglia aristocratica più appetibili in quel momento. E tra le persone che rimangono ammaliate dalla sua persona emerge Virginia Peirano. Virginia Peirano era una italo-rumena, una delle famiglie pur di origine sanmargheritese, che però era appunto tornata a vivere questo momento euforico della Belle Époque santamargheritese e che sempre più si afferma come un personaggio con fortissima personalità. La vedete in una delle rare immagini che si sono ritrovate, con questo Always Lovely, Amore per sempre, che è appunto dedicato a Paolo Spinola. Nasce tra i due una relazione impossibile, nel senso che il rampollo di una delle più antiche famiglie aristocratiche genovesi si innamora di questa ragazza, figlia di una ragazza madre, per quanto sposata poi sposata a Peirano, una ragazza dai costumi molto liberi, molto sportiva, molto aperta, molto internazionale, viaggia, guida la macchina, ha un serpente tatuato sulla gamba. Tutto quello che gli Spinola chiaramente vivono come una rivoluzione, veramente una bomba scoppiata in casa. Comunque sia, si può intuire da tante cose, per esempio da il gelo di Ugo Spinola nei confronti di quello che dovrebbe diventare, che diventerà comunque il consuocero. Gli nega perfino il vino dicendo che era finito, lui che vuole comprare appunto quantità di vino non gli cerca in tutti i modi di mantenere i rapporti più freddi possibili. Non serve a nulla, perché poi di fronte all'innamoramento, all'attrazione, i genitori spesso nulla possono. E Virginia nel 1910 sposa Paolo Spinola. Un matrimonio tenuto molto sottotono. L'anno prima si era sposata, qui entriamo nel gossip puro, si era sposata la cugina di Paolo, Tea Spinola. Ne avevano parlato tutti i giornali, ne avevano parlato per mesi, prima, durante e dopo il matrimonio, descrivendone, immaginate una situazione un po' alla Meghan, come fosse la corte d'Inghilterra. Avevano vissuto quel matrimonio proprio tutta la città.
Paolo Spinola e Virginia quasi non viene citato dai giornali dell'epoca, si tiene proprio la notizia il più basso possibile, il più trattenuto possibile. Comunque sia, si sposano in cattedrale, fanno il ricevimento al Miramare di Genova e iniziano una vita che peraltro, sconvolgendo ovviamente gli Spinola, avevano già iniziato prima del matrimonio iniziato a viaggiare insieme a Londra, a Parigi, ma dopo il matrimonio ancora di più, partono per un viaggio di nozze di 1 anno in Egitto e agli Spinola, alla Pagana, arrivano conti pazzeschi di ogni tipo. Virginia spande in maniera assolutamente considerevole. Lei comunque non fa che aumentare quello a cui peraltro era già abituata a vivere, appunto, sia tra le grandi capitali internazionali. Tornano dal viaggio di nozze, si stabiliscono in una delle 2 palazzine all'ingresso della villa, ma fondamentalmente non ci abitano quasi mai perché vivono a Genova in albergo, vivendo appunto il più possibile questo momento euforico. E Genova in quegli anni era particolarmente vivace dal punto di vista della vita sociale, vivono lì quando non vivono a Parigi e continuano ad arrivare i conti. Arriva per esempio il conto di tanti fiori, vestiti, ovviamente gioielli dall'Egitto, gioielli da Parigi, gioielli da Londra. C'è addirittura un anello con una perla e 4 diamanti comprati da un orefice di Regent Street, la strada degli orefici londinesi, 1630 lire, a quell'epoca era veramente un patrimonio. E continuano appunto questa straordinaria vita. Inizia comunque ad essere incontenibile Virginia, e evidentemente cercando in un qualche modo di creare un luogo dove riuscire a fermarla, a farla stare, Ugo e la moglie decidono la costruzione di una villa per loro. All'interno del parco viene costruita appunto la cosiddetta Villa dei Pini. L'ingegnere Luxoro, quello che costruirà tra l'altro Villa Luxoro, oggi museo a Nervi, e che è uno appunto degli ingegneri architetti più attento al recupero di questo stile Tudor, che assolutamente ha poche realizzazioni in Liguria, ma le poche che ci sono, vi cito in particolare Villa Comago, sono legate alla famiglia Serra, la famiglia della suocera di Virginia, che evidentemente cerca non solo di soddisfare quello che è un gusto che lei in questo senso condivideva, ma cerca in un qualche modo di creare un angolo di Inghilterra che metta quieta la nuora nell'ambito della realtà locale. A nulla serve. Virginia è davvero irrefrenabile, irrequieta, inizia a viaggiare, ma inizia a viaggiare da sola, e tra le diverse escursioni che fa, lei è bravissima e patitissima di pattinaggio sul ghiaccio. Più volte soggiorna a Courmayeur, e qui negli anni, appunto, ormai sono passati quasi 10 anni dal matrimonio, incontra Stefan Courtauld. La villa rimane vuota quasi sempre, la vedete in queste foto storiche e la vedete come ora. La villa, come vi dicevo, non fa parte della donazione di Franco all'Ordine di Malta, ma
così come ha rispettato totalmente la realtà della villa pagana Paolo Spinola, lasciando tutto com'era, la villa ora detta del trattato che era toccata a lui la vende e passa da quel momento in varie proprietà private, come d'altro canto anche ora, e così la vedete in una realtà di parco che in questa parte ha cambiato decisamente aspetto rispetto a quello invece decisamente più conservato vicino alla pagana. Vi dicevo, Virginia frequenta Courmayeur, frequenta l'ambiente aristocratico internazionale che si ritrova a Courmayeur e qui incontra Stefan Courtauld. Stefan Courtauld, grandissimo miliardario inglese, i Courtauld sono i proprietari di industrie legate alla produzione di rayon e intorno a questo hanno accumulato un patrimonio immenso. Rimane ovviamente affascinata dalla figura di Stefan Courtauld e inizia la rottura del matrimonio con Paolo. Si arriverà incredibilmente a sfruttare un momento, una parentesi di possibilità aperta con la realtà di Fiume, dove è possibile in quegli anni divorziare, e divorzierà quindi da Paolo Spinola. Siamo negli anni 20. Inizia così una vita completamente lontana dagli Spinola ormai, sempre legata comunque al mare. Stefan gli regala questo panfilo chiamato appunto Virginia e con questo panfilo inizierà un giro del mondo che durerà più di un anno. Quindi un destino, quello di Virginia, che si allontana decisamente dalle coste liguri. Il mare è quello che però caratterizza la vicenda di Franco, l'altro fratello. Studia all'Accademia di Livorno, inizia la carriera in marina, la carriera militare, si distingue nell'ambito militare durante la prima guerra, passa tutta la sua vita comunque legato al mare. Il mare, che è quello che qui vedete, da come si vede meravigliosamente dalla terrazza di Villa Pagana, diventa proprio la sua vita. Da questa posizione, dalla Villa Pagana, inizia ad essere questo punto, un punto di riferimento per seguire le grandi regate che iniziano a svolgersi nel specchio acqueo di Santa Margherita e del Tigullio. Qui vengono invitati i grandi, appunto vi dicevo, la jet set internazionale per seguire le attività sportive, in particolare appunto le regate. La stessa anche i principi e principessi della famiglia di Savoia chiederanno di essere ospitate per seguire le regate del Tigullio e Franco più volte si cimenta al timone delle sue imbarcazioni che possiede, che aveva posseduto già suo padre e di cui lui fa costruire una in particolare che vi mostro, che ha una storia assolutamente straordinaria. È la spina dalla spina che chiaramente è la spina di botte che si vede nell'arma della famiglia. Questa barca del 29 è stata ritrovata pochi anni fa, abbandonata in Spagna, è stata recuperata da un armatore napoletano, restaurata dallo studio Faggioni di La Spezia. Ho avuto occasione di vederla durante le fasi di restauro, restaurata come fosse la Cappella Sistina, nel senso che con una attenzione filologica alla vite, al perno, alla ricostruzione perfetta di qualsiasi elemento. Ed è una barca straordinaria perché nel 29 Franco la commissiona ai cantieri Baglietto
commissionando quella che sarà la prima barca a vela italiana per l'America's Cup, quindi una barca destinata alle grandi regate internazionali che si cerca di lanciare proprio partendo da Genova e partendo dal Tigullio. In un momento in cui siamo in pieno fascismo, ovviamente si vuole affermare la potenza italiana anche in questi ambiti sportivi. Ma quello che vi voglio mostrare è l'interno, perché oggi nessun velista potrebbe mai affrontare una gara internazionale avendo a disposizione un interno di questo tipo, che è esattamente come fosse un salotto della villa o un salotto del palazzo di pellicceria, damaschi, mobili inglesi, ottoni, cioè questa è la camera da letto, il trumeau, che sembra uno appunto dei trumeau che conserviamo in museo, una realtà assolutamente di intrattenimento sociale oltre che sportivo. E questo forse è l'unico luogo in cui Franco esprime davvero se stesso. Non lo poteva fare a Pelliceria, che era un palazzo praticamente intoccabile e invivibile, lo frequentava pochissimo Villa Pagana, quindi questo davvero è il suo mondo, che eredita da abitudini di famiglia. Vedete, questo è il certificato di iscrizione allo Yacht Club del padre, di Ugo, con un'altra imbarcazione a vela, il Corsaro, e questo invece è il diploma di socio che appunto ha Franco, che diventerà uno dei soci fondamentali dello Yacht Club e ne diventerà anche il presidente. Ma tutto questo per dire appunto chi erano i due personaggi che hanno determinato queste due realtà così diverse. Da un lato il palazzo oggi museo, dall'altra una villa che grazie all'aver individuato l'Ordine di Malta riesce a mantenere comunque il suo aspetto storico, pur se vissuta, anch'essa però come fosse musealizzata. Ora questo non lo riuscite immagino a leggere, ma è uno degli atti, una delle pagine dell'atto di donazione, in cui ci sono, così come per il Palazzo di Genova, anche per Villa Pagana, tutta una serie di condizioni poste all'ordine. Condizioni che riguardano ovviamente l'utilizzo, perché come per il Palazzo di Genova quello che vogliono è comunque la conservazione là di tutto quello che era il patrimonio e i beni così come si trovavano, qui di un'abitudine, quindi di una vita che deve continuare al livello, con la dignità, con il prestigio, con appunto la riservatezza e l'esclusività che era stata fino a quel momento. Si esclude qualsiasi tipo di uso commerciale della villa, si esclude di poterla affittare, di poter fare ricevimenti, c'è tutta una serie di condizioni che appunto vengono messe perché rimanga quell'aura che aveva caratterizzato la villa per generazioni. E questo è quello che si trova oggi a dover gestire l'Ordine di Malta. Questa è l'immagine dell'attuale Gran Maestro, Fra Giacomo della Torre, e voglio concludere con un confronto tra due immagini, il passato e il presente. Quella che vedete in alto sono Paolo con i genitori, Ugo Spinola e Solferina Serra sulla terrazza, e sulla stessa terrazza vedete, penso pochi giorni fa, poco tempo fa, il Gran Maestro con il sindaco di Rapallo. Passato e presente che però hanno un legame e hanno effettivamente una continuità. Credo che
in maniera diversa, ponendo tutta una serie di vincoli che per fortuna sia l'Ordine di Malta che lo Stato è riuscito fino ad oggi a rispettare, sia il palazzo che la villa riescano davvero a conservare quello che è stato la vita, il quotidiano di una grande famiglia che però era una delle grandi famiglie di Genova, e quindi sono due realtà che ritengo, proprio per la loro perfetta conservazione, con due finalità diverse, ma comunque rispettose delle volontà dei due donatori, riescono davvero a trasmettere il senso del patrimonio artistico, storico, sociale della nostra regione. Grazie.